Rieccoci, allora ci sono anche tantissimi messaggi che arrivano, mi spiace non riusciamo a leggerli tutti. Per chi ha paura del Green Pass si legga in Costituzione, grazie, le cose vanno dette, non è obbligatorio per spostarsi. Salve, dice il nostro telespettatore. Io adesso qui chiedo a voi rapidamente, con il supporto delle slide, ritardo prolungato che può succedere purtroppo, è stato segnalato anche più volte, qua anche voi nella slide mettete dopo 2-3 ore dall'orario di partenza previsto o addirittura anche più di 2-3 ore che 5 ore, perdita della coincidenza dell'aereo, insomma i danni da ritardo oppure da cancellazione. Come funziona? Chi di voi mi risponde? Ecco qua, ritardo prolungato, chi di voi mi risponde? Avvocato o Presidente? Presidente? Okay. Allora, stavamo ragionando prima in caso di negato imbarco, overbook e di cancellazione, mancava la possibilità per il consumatore, oltre che di scegliere tra rimborso del biglietto e riprotezione e di ricevere l'assistenza necessaria, anche la possibilità di richiedere al vettore aereo la compensazione pecuniaria. Sì. Cioè ogni consumatore ha diritto, in base all'articolo 7 del regolamento europeo, ad avere in relazione alla tratta, e quindi se la tratta aerea da percorrere è pari o inferiore a 1500 km, il diritto di ogni consumatore è di avere una compensazione pecuniaria pari ad euro 250. Laddove la tratta aerea da percorrere fosse tra i 1.500 e i 3.500, invece sono 400 euro. Superiore a 3.500 km, ogni consumatore ha diritto di ricevere una compensazione pecuniaria pari a 600 euro. Ora, da un punto di vista giurisprudenziale, questo diritto alla compensazione è stato esteso ancora sin dal 2009 dalla Corte di Giustizia europea anche ai casi di ritardo prolungato, laddove il consumatore raggiunga l'aeroporto di destinazione con almeno 3 ore di ritardo rispetto all'orario previsto, diciamo, nel programma ordinario di viaggio. E quindi la stessa, lo stesso rimborso, la stessa compensazione pecuniaria che abbiamo visto per i casi di cancellazione e per i casi di overbooking vale anche per i casi di ritardo prolungato, fermo restando che, come si vede in questa slide, laddove i ritardi siano dalle 2 ore in su, il consumatore viaggiatore ha diritto anche a ricevere quella stessa assistenza che riguarda ovviamente i pasti e le bevande, che riguarda la sistemazione in albergo in caso di pernottamento, che riguarda i trasferimenti tra aeroporto e sistemazione alberghiera e che riguarda anche i 2 messaggi o telefonate o messaggi di posta elettronica che la compagnia aerea è comunque tenuta a fornire al consumatore. Se il ritardo fosse particolarmente prolungato di almeno 5 ore, rimane il diritto del consumatore di recedere dal contratto di viaggio senza pagare alcuna penale e di richiedere semplicemente il rimborso del prezzo. Perfetto, per quanto riguarda le perdite di coincidenze aeree, adesso per carità è difficile anche fare viaggi così lunghi, però può capitare che con qualche ritardo uno abbia fatto una strategia di voli più economici e perde la coincidenza. E i danni stessi, come funziona? E funzionano nel senso che chiaramente la coincidenza opera nel momento in cui all'interno del pacchetto comunque degli acquisti fatti dal consumatore ci siano più contratti di trasporto che sono legati l'uno all'altro in relazione agli orari appunto del precedente e del successivo. Allora in questo caso laddove ci siano dei ritardi che impediscono al consumatore di prendere la coincidenza, l'assistenza è quella detta prima, la scelta che poi viene rimessa al consumatore è un volo, è di ricevere o un volo, quindi di essere riprotetto in un volo che lo porti comunque alla destinazione finale non appena possibile, oppure ricevere il rimborso del prezzo pieno del biglietto, salva eventualmente la facoltà, laddove ciò sia meglio visto dal consumatore, di ricevere un volo invece di rientro verso la destinazione di partenza iniziale, laddove poi perda di utilità o di valore per il consumatore la prosecuzione del viaggio. Intanto però la vacanza è rovinata. E qua dice però che il risarcimento per questo rimane chiaramente fermo il diritto a ricevere il risarcimento da vacanza rovinata, che ormai è pacificamente interpretato dalla giurisprudenza come un danno non patrimoniale derivante da inadempimento contrattuale, quindi qualsiasi inadempimento che non sia di scarsa importanza dà diritto al consumatore di pretendere, di esigere
o dall'organizzatore o dal venditore, in base alle rispettive responsabilità contrattuali, il danno da vacanza rovinata, proprio inteso come quel disagio che deriva, disagio psicofisico che deriva dalla perdita di un'occasione fondamentale di recupero delle proprie energie, qual è la vacanza, che se viene rovinata in un modo o in un altro, chiaramente comporta un aumento invece di stress nel consumatore viaggiatore, e quindi in relazione all'irripetibilità dell'occasione perduta viene consentito al consumatore di chiedere in via stragiudiziale innanzitutto, e poi ovviamente in caso di diniego in via giudiziale, il diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata, con la precisazione che laddove si voglia chiedere il risarcimento di questo danno, ecco, la prescrizione è di 3 anni dal momento in cui il consumatore rientra dalla vacanza che poi è stata rovinata per l'inadempimento. E quindi qui ancora di più, quando si rientra, immediatamente andare da un'associazione di consumatori, rivolgersi all'agenzia viaggi subito per fare il reclamo, perché altrimenti non si riesce, poi il tempo vola sostanzialmente ed è fondamentale. Chiedo alla Presidente, lei parlava prima di certificazione verde da Covid-19, ne accennava, abbiamo la slide di supporto, come può essere richiesta, che importanza viene ad avere? Appunto, alcuni ci stanno scrivendo dicendo che non è obbligatoria per le strutture di ricettività in Italia, e c'è il timore che però le cose possano cambiare rapidamente. Eccola qua vediamo la certificazione. Cosa possiamo aggiungere? Certo, allora, al momento la certificazione, diciamo il Green Pass, cosiddetto Green Pass all'interno del territorio nazionale di fatto non ha grossissima rilevanza, visto che attualmente siamo tutti in territori di zona bianca. È chiaro che laddove la situazione dovesse in qualche modo variare è necessario in qualche modo certificare, come si diceva prima, l'avvenuta o guarigione ovviamente da Covid-19 o l'avvenuta vaccinazione e quant'altro, fermo restando la possibilità magari di introdurre anche altre forme, diciamo, di tutela o di garanzia per la struttura ricettiva che richiede appunto questo requisito, di effettuare eventualmente, come si faceva e si fa in alcune circostanze, il test, il tampone, per verificare ovviamente l'assenza di contagio. E si parla ovviamente, come dicevamo prima, di una situazione in continua evoluzione. Adesso tra un po' si parla dell'apertura ovviamente delle discoteche, ovviamente i luoghi di maggiore possibilità di aggregazione e quindi di eventuale diffusione del virus, e ovviamente ci dovranno essere delle opportune e adeguate forme di tutela e sicurezza per tutte le persone che parteciperanno, un po' ovviamente a tutti gli eventi all'interno dei quali ovviamente è prevista una maggiore affluenza di persone che possono ovviamente essere interessate. L'importanza attualmente che noi diamo al Green Pass è per esempio la possibilità di muoversi all'interno del territorio, come si diceva, europeo, un po' come si parlava prima delle garanzie date dal regolamento europeo per quanto riguarda i disservizi dei voli, che vorrei ricordare valgono chiaramente per tutte quelle compagnie che sono compagnie comunitarie. Certo. È chiaro che però se parliamo di compagnie aeree che hanno ovviamente sede legale, sono ovviamente non compagnie europee, in quel caso varranno le condizioni contrattuali che sono previste ovviamente dal contratto di viaggio che il consumatore va a stipulare con quella specifica compagnia, acquistando ovviamente il volo piuttosto che altra forma di trasporto. Chiaro. Niente, siamo se volete, a chiusura potrei dire che siccome la certificazione verde è possibile ottenerla attraverso sia l'app IO che l'app Immuni, che attraverso un sito apposito del governo, come abbiamo fatto anche in altre circostanze, come per esempio il rilascio dello SPID, chiaramente i nostri sportelli sono a disposizione della cittadinanza per poter garantire a tutti, vista la necessità eventuale dell'utilizzo del mezzo informatico per averlo, per ottenere ovviamente il Green Pass. Fermo restando che ricordiamo che questa certificazione può essere richiesta anche alle farmacie o al proprio medico, sia il pediatra che il medico di base. Grazie mille Presidente, grazie mille anche Avvocato Diego Gnero, membro della Consulta Giuridica Regionale di Federconsumatori, Giovanna Capuzzo, Presidente Federconsumatori del Veneto, dei vostri preziosissimi suggerimenti e consigli. Io ricordo ai nostri telespettatori e consiglio di riguardare la puntata sul nostro sito, ma anche poi di guardarla sul sito di www.federconsveneto.it, perché effettivamente
state dette tantissime cose, le slide sono molto molto chiare e riassuntive, però bisogna operare supportati da chi se ne intende, quindi è meglio, se si incappa in queste situazioni, contattare l'associazione di consumatori Federconsumatori. Grazie molti, vi ringrazio di essere stati qui con noi, ci rivediamo naturalmente la prossima settimana con un altro capitolo, altri argomenti molto molto importanti. Grazie.